No, I'm not a writer. Ho messo il video di Dusty, no? L'africano che avevamo mangiato la pasta asciutta fuori, e l'iscrizione alla pagina www. Cioè, devi capire che gli africani, come i groenlandesi, come gli islandesi, gli australiani, sono gente come noi, è gente come te, capisci? Gente che, diciamo, soffre del proprio contesto sociale, ma in realtà forse quando qualcosa a noi non va giù, ciò che dovremmo guardare è il peccato, non il peccatore. Come ho anticipato all'inizio del video, ti ho detto do da mangiare a chi ha veramente fame, cioè nel senso, se c'è il coglione che se ne approfitta perché non vuole lavorare, vuole vivere sulle spalle degli altri, eccetera, eccetera, quello è un individuo, quello è un suo difetto di quell'individuo, cioè il fatto che chi riceve questo difetto, chi possiede questo difetto, sia nero, giallo, verde o blu, non dovrebbe cambiare che altre persone che non ce l'abbiano devono soffrirne solo perché sono dello stesso colore, capisci? Altrimenti noi in America veramente siamo tutti una banda di mafiosi, eh? Sì, non voglio farti assolutamente politica, che è una cosa in cui ovviamente io non credo in nessun modo, anche perché da centinaia e centinaia e centinaia d'anni che si va avanti a fare politica, e cosa si è risolto? Niente, gli unici cambiamenti che si sono avuti nel corso della storia sono dovuti all'adattamento da parte del potere alla percezione del giusto e del sbagliato che ha avuto il popolo. Io l'unica politica che vivo e mi sento di vivere è la responsabilità individuale. Devo aver letto troppo Thoreau, troppo Gandhi, accidenti. Brutto ragazzo, brutto cattivo. Sono una brutta persona. Mettiti nei panni dell'Africa Unite, cioè proprio tu con la tua mentalità, il tuo cervello, non con la tua esperienza, non con i contesti sociali appunto che menzionavo prima, che hai vissuto e hai acquisito, no. Tu semplicemente incondizionato, e risponditi un attimo cosa faresti tu al suo posto, come ti comporteresti. Ci possono essere varie risposte e in base sempre sia appunto al proprio condizionamento che si è vissuto, cioè nella famiglia in cui si è cresciuti, non tanto solo nella società, in quanto, e poi anche al carattere individuale della persona, voglio dire. Uno ti dice, ma guarda, vai in Italia che fai la pacchia, ti pagano tutto, wifi, vestiti, soldi, eccetera, e nient'altro, e tu non ricevi nient'altra informazione. Che fai? Dici, no, no, sto qua a fare la fame in Africa. Ci siamo, punto uno. E poi giustamente c'è chi, cioè giustamente, poi c'è chi viene qui e vede che la situazione è diversa, che l'italiano comunque, indipendentemente dal fatto che abbia tanto o poco, si lamenta, quindi percepisce questa situazione di disagio e si sente un po' in empatia con l'italiano, e quindi anche lui insomma si cerca da lavorare, o comunque cerca di non gravare, di non farlo sbruffone, di non infastidire l'italiano che alla fine lo ospita, no? Altri invece, ma questo quando parlo sempre indipendentemente che siano africani, italiani, tedeschi, altri che ne approfittano, cioè si sentono in dovere, cioè così mi hanno detto, li faccio la pacchia e vado avanti. Poi riassumiamo l'oggi, non c'è tanto sole che batte, c'è afa, dentro si stava anche bene, non c'era quel caldo esagerato, quindi il cane ci può anche stare, l'unico problema da risolvere è il fatto che ulula sempre, appena mi allontano ulula, anche quando andiamo in giro la lascio 5 minuti in campo, lei parte a ululare, urlare, è sempre stata così, viziata, cioè non è un'offesa, una critica, è semplicemente una caratteristica, cioè lei è cresciuta così e così fa da sempre, io mi allontano e questa tira sul disastro. Cioè, giustamente come dicevo, chi non sa, cazzo, sente il cane ululare così dentro il camper e dice porca puttana, e hanno anche quasi ragione, cioè hanno ragione a preoccuparsi. Dopo in realtà il cane sta da Dio qua, è solo poche ore, ha l'acqua, il divano, tutto quanto. Vedremo, non so se ti ho detto, metterò fuori un cartello con scritto per problemi chiamare il, metto il mio numero di telefono e vediamo di risolvere così. Adesso stasera vado a fare la spesa, poi vado, mi faccio la doccia da qualche parte così finisco l'acqua, vado a caricare l'acqua e mi metto nel parcheggio quello davanti al comune che è attaccato al parco, no? Quindi
vedo se è bene lasciarlo lì. In teoria sì, se vuoi che vadano a rubarne il camper davanti alla municipale, no? Ok, sto zitto. Vabbè, che paese di merda però, eh. Cioè, tu non puoi star tranquillo, ma non è tanto per il furto, ma il problema è il cane, perché ti ho detto, sì, ovvio che non mi devono inculare il camper, ma se mi entrano nel camper non hanno un cazzo da rubare, il Surface lo porto via, quelle due robette le porto via, e quindi il mio unico pensiero è il cane. Per quello cerco sempre i posti sicuri, solo per il cane. E dopo domani è, domani è venerdì, poi sabato pomeriggio torno alla base, vado a farmi un giro da qualche parte, non so ancora dove, così prendo su il cane, prendo su pericoloso, molto pericoloso, lo chiamano così, e prendo su, dovrebbe essere arrivata la roba da Amazon, il rafforzaculo per il sedile e il piedistallo là per la macchina fotografica, che ho prestato a un ex collega, quindi non ce l'avrò. e, e non mi ricordo. Il cervello rielabora. So che sei stanco, so che c'è afa, ma rielabora, dai. Ah, ecco, sì, vedi, basta spronarlo un po' e lui dopo si mette in moto, si dà da fare. Ho le frecce che non mi funzionano. Io ho montato tutte le luci a LED fuori, strafigata, sembra una navicella, bellissimo. Però le frecce non mi funzionano, quelle davanti proprio non funzionano. E allora ho rimesso le originali e le originali funzionano. Adesso ho LED dietro, normali davanti, restano accese dietro e davanti mi pare non funzionano, oppure funzionano, fanno un lampeggio 2 e dopo si spengono. Si spegne anche il LED, quello nel cruscotto, no? Il segnalatore che hai la freccia azionata. C'era da portarla all'elettrauto, però adesso sono, diciamo, nella sede di Jesolo, ti ho detto, no? E quindi sono fuori da quell'elettrauto. Quell'elettrauto era comodo perché era tra il parcheggio e il lavoro, cioè 200 metri di distanza, quindi era perfetto. Portavo il camper la mattina, mi muovevo a piedi o in bici se non avevo voglia di camminare e andavo a riprenderlo la sera. E adesso non lo so, perché dopo mi sposterò in un'altra sede al mare, sembrerebbe, e quindi dovrò trovare un elettrauto qua in zona. Intanto quando vado alla base rimetto le originali ovviamente, e poi comunque ci tenevo a avere quelle a LED perché le ho viste in azione all'inizio quando facevo le prove che funzionavano appena messe. Cazzo, faceva una luce bellissima, eccezionale, cioè proprio pum pum, stupende, mi piacerebbero, no? E dopo mi diceva lo zio da approfondire, sentirò l'elettrauto, non solo le luci di posizione ma le altre luci, quelle normali, o forse io ho capito male da mettere a LED. Non lo so, perché sarebbe una figata. Anche quelle mi piacerebbero. Così lavora meno l'alternatore anche per quello, no? Perché ho scoperto, in teoria, secondo me, che il frigo, quando è attaccato col 12 volt in corsa, prende dalla batteria motore, non dalla batteria servizi. E quindi meno uso quella motore, più la posso usare per altre robe. Ho preso anche, ti faccio vedere, per la serie ho lo stabilizzatore, ma non usiamolo mai. Andiamo qua davanti, eccolo qua, guarda, ho preso un hub USB per la ricarica che si attacca al 12 volt e c'ha 2 ricariche veloce e 3 normali. Qua il pulsantino, guarda, lo clicchi, si accende il LED blu e lo riclicchi e si spegne, quindi senza dover staccare questo qua, quindi posso lasciarlo sempre acceso. È una figonata, così qua posso, oltre a tenere collegata la GoPro e tante altre cose, posso mettere in carica altre cose usando la batteria del motore, no? Quindi risparmiando quella servizi e non toccando l'inverter, perché se l'inverter ciuccia, se devo attaccare l'inverter per caricare due robe, allora. E ti ho detto, un altro ce l'ho qua, vedi? Te l'avevo già fatto vedere. Che clicchi e ti diventa blu, quel LED blu, vedi? Però qua è scomodo, dove il cane va a bere, è vicino all'uscita, quindi dove metto la roba l'appoggio per terra, no? Quindi quello lo uso di solito per l'aspirapolvere. Non ho voglia di lavare i piatti, ma devo abituarmi a farlo, un pausa pranzo. E vedi il discorso che ti dico della mia cucina, no? Che adoro sta a disposizione, perché io qua tiro su il piccio per avere il fornello e il lavandino, no? E se è giù ho tutto questo spazio qui. Però mentre è su, che lavo i piatti o cucino, guarda, io ho tutta sta roba qua da utilizzare. Cioè, oltre alla dinetta che ce l'ho proprio dietro, ho tutta sta parte qua. Tipo adesso che lavo i piatti, metto qui lo straccio dove appoggiare la roba lavata e l'asciugo qui, cioè capisci, è tutta un'altra roba.
In più, guarda, mi sta tutto, qua posso appoggiare la roba da lavare, poi posso lasciarla nel tavolo, è fenomenale veramente, cioè sono quelle piccole cagate che però se ci vivi, che ci passi tanto tempo, diventano importanti. E io questo, guarda, appena l'ho visto, c'è proprio istinto, ho detto cazzo è perfetto, anche l'entrata, gli spazi, il bagno lì, tutto, proprio, lo adoro. Comunque più passa il tempo e più, non so, guarda, più la vedo facile la vita in camper, sai anche l'acqua, il trovare parcheggio, perché alla fine il parcheggio mi sposto all'ultimo minuto, no? Cioè tra virgolette prima di andare a dormire, quindi sera tardi, i parcheggi sono tutti vuoti, parcheggio dove voglio. E la spesa, bene o male, anche là, quando mi sposto trovo i supermercati, l'acqua, adesso mi sto segnando tutti i distributori che hanno l'acqua, quindi anche lì è una cazzata. Pensa poi quando mi arriverà il tappo a gancio rapido, 2 secondi lì carichi l'acqua. E guarda adesso, sono qui in un parco a Jesolo, sono appena fatto la doccia, non ho un cazzo da fare, cioè nel senso non ho pensieri, non ho rotture di coglioni, tutto il mio tempo è investito solo a o creare, cioè fare i cavoli miei, nel senso scrivere, leggere, beh leggere non è tanto creare ma è similare, ma fare i siti internet o i video, hai capito, tutte quelle cose lì, o rilassarmi, divertirmi, perché veramente da pulire ci impieghi veramente niente. La spesa alla fine comunque non hai spesoni grandi da sistemare, eccetera, cioè ti prendi bene o male. Sì, io qua forse sono sempre esagerato, cioè se non vado a fare la spesa comunque ne ho a mangiare per un mese. E no, veramente. L'acqua era un po', non ti ricordi all'inizio che dicevo l'unica rottura? Invece no, col discorso dei distributori che me li sto segnando nelle mappe, bene o male nelle zone in cui sto lavorando, mi sto spostando, è tutto di una facilità incredibile. In più vedi anche il trucchetto, prima di fare l'acqua ovviamente come si dice, mi lavo i piatti, mi faccio la doccia abbondante, proprio in modo che consumo pure anche tutta l'acqua e tanto dopo la rifaccio, no? Quindi sì, io prima di ricaricare l'acqua faccio sempre queste robe qui. Sono cose un po' da provare, da studiare, no? Poi appena ti allinei un attimo, capisci come funziona, è veramente una cazzata. Pensa che anche con la batteria è partita quella da 100 ampere a scarica lenta, adesso non so quando mi arriverà. E sono ancora con quella sfigata da 75 da auto di chissà quanti anni. Oh, faccio tutto. È vero che sì, mi muovo, lavora anche l'alternatore, ma per carità quanta strada faccio? Tipo sono stato col camper fermo 3 giorni adesso, quindi sì, non credo che abbia caricato tanto, lavora tutto il pannello, no? Però faccio tutto quello che devo fare e ho guardato anche un film Trainspotting 2 che era bello lungo col monitor da 24, no? Sì, non ho attaccato le casse col sub, prossima volta faccio l'esperimento, magari anche stasera, sì, perché l'unico problema che puoi avere di finire la batteria, cioè che è una seccatura quando finisci la batteria, è magari d'inverno perché hai la stufa, no? La stufa sì è a gas, però bene o male comunque un po' di corrente ci vuole per farla funzionare, no? E forse anche il frigo, cioè anche se il frigo va a gas, eh beh sì, per tenere la fiammella accesa, chiaro che ci vuole un po' di corrente. Quelle due cose lì, il resto pazienza. Tanto comunque pensa, per le luci io alla fine ho comunque 2 luci di quelle con le batterie a parte, della serie la luce di emergenza, no? Ho anche il coso, il cavo 220 me lo sono portato dietro, 15 metri, non so se accorciarlo e fargli tipo una prolunga quasi quasi, cioè tipo il cavo da 3 metri ciapa o 2 metri e qualcosa e poi gli attacchi l'altro pezzo e diventa 15. Secondo me è una cosa più intelligente da fare questa qua. Sì, così quando lo usi quello comodo, quello pratico, no? Da 2-3 metri. Ti metti vicino alla colonnina e via. Non ci arrivi, è distante, hai parcheggiato storto, che ne so io, attacchi la prolunga. E io quello, il cavo e prolunga, lo metterò sopra la batteria. Io mi faccio la batteria, una volta entrata metto un pannello di compensato, lo fisso in qualche modo
e sopra il compensato ci appoggio la borsetta col cavo del 220, no? In modo da recuperare spazio. Guarda, piano della serata, si sta benissimo qua. Sono qua a fronte parco, tutte le finestre ce l'ho che guardano sul parco, molto bello. E si è alzato un po' di venticello, di frescolino, si sta veramente bene. Ho solo l'oblò aperto e la finestrella della cucina con le zanzariere, no? E io direi sto qua, ceno qua e ho preso appunto la roba al supermercato, dopo vado a fare l'acqua al distributore e vado nel parcheggio quello davanti alla municipale e metto via l'asciugamano in the cess. Ah no, guarda, intanto posso continuare a montarmi il video. Allora, Surface, poi siccome ho visto che i cavi li avevo messo tutti stratirati, ho fatto la cosa intelligente, dentro qua ho la prolunga USB, così Surface ci arriva al lab, che è quello dove sono collegate poi tutte le periferiche, no? Tutti i dischi, quella roba che adesso non serve, quindi li lascio spenti, però mi serve il mouse, perché lavorare senza mouse non ci siamo. Col touchpad proprio non mi trovo. Bene, arrivati alla base, fatto l'acqua e non vedo l'ora di avere quello a sgancio rapido. Dove abitiamo oggi? Se la luminosità della GoPro ci consente di vedere. Sì, dai, ci consente. Un parco, un porco. Vediamo. Nice. Sono solo io. Buono che ci sono solo io. Non c'è un cacchio niente, c'è buio, c'è il rumore delle foglie, una moto. Guarda, c'è anche un pontile. No, è una barca. Luna e passa, cavolo, domani devo essere al lavoro. È volato il tempo stasera. Roba incredibile. Il mio bel camperino. Ciao camperino. Ciao bello. Il mio camper zingaro. Che figata tutto questo, che strano, bello, molto strano.